Io mi sento un privilegiato di avere la possibilità di fare questo gesto, che è un gesto di carità e un gesto educativo anche per la popolazione. Per Donaldo, parroco di Paderno, poter accogliere questi 40 profughi arrivati sabato notte è un privilegio, oltre che un dovere, spiega, perché quanto ci chiede di fare Papa Francesco. Si può essere, diciamo, missionari, per modo di dire, lo dico io, a chilometri zero, una parola grande per me. Da 2 giorni Donaldo, insieme ai volontari della Caritas, sta assistendo 39 uomini e una donna provenienti da Somalia, Mali e Costa d'Avorio, nella sala parrocchiale adibita in poche ore con brandine necessario per dare ospitalità a questi ragazzi. Sono tutti giovanissimi, tra i 18 e i 24 anni, arrivati su un barcone in Italia in cerca di una nuova vita. Un arrivo che ha colto di sorpresa lo stesso Donaldo, che però non ci ha pensato su 2 volte ad aprire la stanza a queste persone e che ieri mattina durante la messa ha comunicato così la notizia ai suoi parrocchiani. Io non vi ho interpellati perché non c'era il tempo di interpellarvi, ma se vi avessi interpellato e aveste votato contro, io oggi non avrei celebrato la messa. Parrocchiani che hanno risposto subito con una grande gara di solidarietà. Ieri c'è stata una gara di generosità incredibile, di gente che è venuta a portare di tutto. C'è uno che ha fatto addirittura un forno da contadini, di quelli di una volta, ha fatto 15 kg di pane e ieri sera è venuto con una cesta di questo pane fatto in casa. Ho letto che c'era bisogno di, a parte il vestiario, anche qualcosa per lavarsi, spazzolino da denti, dentifricio. Sono andata a comprarlo e l'ho portato, tutto qua. Nulla di particolare, cose molto semplici. Dopo una cena improvvisata sabato notte, domenica mattina i 40 ragazzi sono stati assistiti, visitati, ma soprattutto è stato dato loro il tempo per adattarsi alla nuova situazione. Erano stanchi, smarriti, disorientati, io li ho abbracciati, anche le suore sono andate lì a coccolarli. È il sindaco Giorgio Granello, che ieri è andato a far visita ai profughi, a raccontarci come in questo momento il pensiero principale di questi ragazzi va dalla famiglia rimasta in patria. Decine di giorni non li sentono e quindi preoccupati anche del fatto di essere vivi e di riuscire in qualche maniera a comunicarlo. Ed è sempre il primo cittadino, leghista, a chiudere così le polemiche sollevate proprio da qualche suo collega di partito. Il problema è a monte, ma nel momento in cui arrivano fa proprio parte del DNA della nostra gente accoglierli, quindi non possiamo permetterci che ci siano persone denutrite.